oggi la notizia del giorno è la Grecia, il rischio default, insomma, secondo lei può succedere questa cosa anche in Italia? Come vede il popolo? Teoricamente no, da quanto si sente e si dice, e spero soprattutto di no. Vacanze in Grecia, ha sentito che... Eliminate chiaramente. Mi auguro che succeda anche in Italia, perché da come si stanno comportando i banditi di Bruxelles non ci sono altre alternative secondo me. Quindi insomma la Grecia fa bene questo referendum a votare no? Assolutamente fa bene a votare no, perché l'Europa non è in mano né ai politici né ai governanti, ma è in mano a una masnada di personaggi poco credibili che fanno soltanto gli interessi dei grossi gruppi internazionali. Speriamo di fare come la Grecia, di toglierci dall'euro. E teme che in Italia possa succedere qualcosa di simile? Ma certo, lo si sa benissimo questo. Ma come vede questa situazione greca? Male, male come tutti penso, perché ho paura che il loro default in qualche modo trascini dentro le nostre economie, per cui probabilmente o ragioneremo come Europa unita o se no rischiamo di scendere tutti. Il default della Grecia la vede male? Spero solo che vada fuori dall'euro così muore tutto. Ma come vede questa situazione greca? Negativa. Negativa. È una tragedia per l'umanità, è una tragedia per tutti perché voglio dire arrivare a questi livelli cioè è veramente inaccettabile al giorno d'oggi. Poi si parla tanto di Europa, Europa unita e invece dopo alla fine potete vedere anche con la storia dei migranti, dopo chi ha i problemi voglio dire si ritiene si deve risolvere da soli. Quel rischio default cosa ne pensa? Un bel dramma è quello. Teme che succeda questa cosa anche in Italia? Spero di no, veramente di no. E l'Europa? Ma si vedrà. Euro sì, euro no? Euro sì.